Questo video vuole essere un omaggio al mestiere di decoratore, prezioso per la conservazione del patrimonio artistico ed emblema di bellezza e stile italiano. La decorazione murale è un insieme di cultura, arte e artigianato e Paolo Bellò ne è protagonista con i suoi lavori raffinati ed eleganti, frutto di competenza, creatività e fantasia. Se lo dicono mi fa piacere. Viviamo in un territorio attorniato da ville venete, bellissime. Questa bellezza la si assorbe. Quello che io cerco è di capire e di prendere il più possibile per trasmetterlo, diciamo, in quello che faccio. È conosciuto per la sua preparazione, che gli consente di muoversi con disinvoltura tra temi e stili differenti. Con i suoi giochi realizza lavori che si distinguono ogni volta per il rigore formale e originalità artistica. A volte faccio un gioco di colori, mescolo anche in maniera azzardata, però lo stesso lo faccio con le tecniche. Mi piace giocare con tecniche diverse, assemblarle e esaltarle. Per esempio potrei dire una decorazione a tempera e poi inserisci degli elementi a foglia oro zecchino, ecco che l'uno esalta l'altro. Il lavoro inizia fondamentalmente ascoltando il cliente, entrando un po' alla volta nell'ambiente in cui devo decorare o eseguire un lavoro e valuto gli arredi, l'esterno, le tappezzerie, tutto quello che ci circonda. Cominciamo con un piccolo lavoro, vediamo se questa sintonia ci lega e poi continuiamo con il proseguo dei lavori, ma prima è bene fare una... Ho avuto la fortuna di conoscere Ennio Berenini. Lui aveva questa bottega artigianale come quella del Cinquecento, in cui si doveva apprendere il mestiere dalla A alla Z. Svariate tecniche, dal marmorino alla doratura, al graffito, all'affresco. Anche il mestiere dell'imbianchino, preparare le tinte, i fondi, gli intonaci, al decoratore progettare tutta la finta architettura, la prospettiva, e alla pittura vera e propria dove c'è composizione e c'è la parte più artistica. Sì, ha un futuro perché è espressione del nostro patrimonio culturale ed è apprezzato e richiesto all'estero. Anzi, invito i giovani ad intraprendere con entusiasmo e convinzione questo bellissimo lavoro.